L'emergenza sanitaria non ferma le cure dello IOV. In questi mesi l'Istituto Oncologico Veneto non si è mai fermato. In questi giorni di partenza, ma di frontiere bloccate, è stato istituito un ponte aereo con la Serbia per permettere a una bambina di 6 anni di sottoporsi ad un trattamento urgente di radioterapia total body. La piccola, affetta da leucemia linfoblastica acuta, nei prossimi giorni dovrà affrontare un trapianto di midollo osseo in patria e la cura dell'istituto di via Busonera ne è propedeutica. La piccola paziente è giunta dalla Serbia accompagnata dalla madre ed è stata accolta dal team della radioterapia dello IOV guidata dal professor Luigi Corti. La bambina, nel corso della settimana, è stata sottoposta a 6 sedute di total body irradiation con macchinari di ultima generazione che le consentiranno di procedere poi con il trapianto di midollo in Serbia. Il trattamento salvavita garantito dallo IOV è andato a buon fine e la bambina è potuta tornare a casa nei giorni scorsi anche grazie alla collaborazione del governo serbo.